notizia è che in Italia ci sono state oltre 500 vittime sul lavoro nel primo semestre 2025. Beh, io ho sempre detto un sacco sulle morti sul lavoro. Allora, prima considerazione è che ogni morte è una storia a sé. Seconda considerazione è che non ci possiamo adeguare e omologare a un bollettino di guerra. La terza considerazione, che proprio perché ogni morte è una storia a sé, vorrei ricordare che le casistiche sono variegate. Dall'altro ci può essere l'impresa che non tutela a sufficienza i propri dipendenti, dall'altro ci può essere troppa padronanza del mezzo e quindi magari la familiarità con delle pratiche sul contesto lavorativo ti porta magari a fare il tragico errore, dall'altro ci può essere la tragica fatalità e molti altri fattori ancora. Questo non ve lo so dire, però non è che possiamo racchiudere le morti nel lavoro come un'unica casistica, perché basterebbe guardare, tutti noi abbiamo visto, anche girando per strada, che vedi qualcuno sopra i tetti che va a controllare i tetti senza la minima protezione, magari lo fa anche in proprio, piuttosto che qualcuno che porta il ciliegio sul campo di casa che lo fa senza nessuna protezione, per dire insomma che l'approccio purtroppo è un approccio che dovremmo avere valutando tutte le casistiche. Dopodiché questo è un bollettino di guerra, bisogna investire di più, ma penso che il vero tema sia un tema anche culturale.